Ultimo giorno a Badia, sempre qua. Buongiorno, benvenuti ancora nel nostro bel comune. La famiglia dello Spritz e dell'Ombretta cresce sempre. E dell'Ombretta. Mi pare una roba. È stato un piacere conoscere i tuoi ospiti, mi ha fatto veramente piacere. È un piacere tutto nostro. Una cosa che ho notato, che c'è un fermento, ma dappertutto nel Polesine, però in particolare in questa zona, il volontariato. È vero. Visto che abbiamo Claudio, che è presidente, penso, di una cooperativa. Un'associazione di volontariato, Adige Soccorso. Okay. Adige Soccorso. Allora, quanto è importante nel tessuto sociale del nostro territorio l'associazionismo in generale, l'Auser, il vostro associazionismo, le ACLI, le parrocchie? È molto importante, è molto, perché vuol dire che la nostra provincia, ma proprio a causa delle difficoltà anche fisiche e morfologiche negli anni, ha determinato nelle famiglie una grande propensione al volontariato. Claudio è presidente di un'associazione di volontariato che si chiama Adige Soccorso, ma è pieno di volontari. Quando fanno iniziative, ma ce ne sono anche a Lendinara, ce ne sono a Castelmassa, a Occhiobello, a Lusia, a Rovigo ce ne sono più di una, a Badia ce ne sono 2 o 3. Ce ne sono tante a Badia, ce ne sono tante. E ciascuna si occupa di tante cose, perché sottolineo, a Badia abbiamo un'associazione di rugby, più di una, che sta raccogliendo tantissimi ragazzi, li sta veramente impegnando su attività sportive rilevanti, ma abbiamo il ciclismo, abbiamo associazioni culturali, abbiamo tantissime associazioni che rendono viva questa piccola comunità di poco più di 10.000 anime. Io rappresento una di queste, anche se abbiamo sede oltre Adige, subito dopo il ponte siamo a Masi come associazione, e ci occupiamo di trasporti sanitari. Però ci dicevi nell'altra puntata che avete più clienti fuori dalla provincia di Rovigo e forse non c'è un grande occhio di riguardo da parte della provincia. No, questo no, non è proprio così, perché il nostro settore di volontariato è molto impegnativo ed è molto specifico. Oggi sappiamo quanto in difficoltà è la sanità a prestare i propri servizi, e quello che noi andiamo a fare insieme a tante altre associazioni sparse sul territorio, perché per fortuna ce ne sono tante, è un servizio che dovrebbe essere reso dal Servizio Sanitario Nazionale, ma non è così. Quindi alla fine ci troviamo in tanti volontari con tanti sacrifici e doniamo tutto il nostro tempo libero da destinare a questo tipo di servizio, ovvero trasportare gli anziani, disabili e malati dalle strutture di ricovero alle proprie abitazioni, o viceversa, dalle abitazioni alle strutture di ricovero e di assistenza in generale. E di visita. C'è chi ha bisogno della visita e non può recarsi con mezzi propri, quindi noi li trasportiamo a fare la visita. Tutto questo in termini di volontariato. Claudio dice, in termini di volontariato noi rispondiamo alle cose che potrebbe fare anche il pubblico. Ha qualche carenza? Se domani mattina te togli il volontariato, il pubblico si ferma. Perché? Il pubblico si ferma perché si adegua e si concentra sulle cose acute, sulle cose in quel momento più importanti. Però posso dirvi una cosa, la provincia di Rovigo ha sempre più anziani, è effetto dell'aumento dell'età media. L'aumento dell'età media porta a questi problemi, quindi bisogna incrementare sempre più il volontariato, perché copre, ovviamente non è lo Stato svedese che ti copre dalla mattina alla sera, ma il volontariato ha un'anima intrinseca straordinaria che fa cose più uniche che rare. Ma bisogna convivere con questo, perché più anziani ci sono e più problemi ci saranno legati agli anziani che diventano anziani. Però l'operatore medio dell'associazionismo è anziano. Sì, non ci sono giovani. Dirò che oggi è difficile reperire il volontario, perché una volta si andava in pensione giovani, quindi il giovane per impegnare la giornata si dedicava anche al volontariato. Oggi purtroppo si va in pensione tardi e si è già anziani, quindi quando uno arriva all'età di 68-70 anni non ha tanta voglia di dedicarsi anche al volontariato, dico la verità. A meno che non siano i suoi nipoti. A meno che non siano i suoi nipoti. A meno che non siano i suoi nipoti. Quindi oggi è anche difficile reperire risorse umane per dedicarsi a questo tipo di attività.
seppure molto importanti. E sottolineo un'altra cosa, ahimè, purtroppo, il volontariato non è sostenuto, Questo è poco dovrebbe sostenuto. essere molto più sostenuto, normativamente e anche Non viene con contributi. tanto considerato nella sua utilità sociale, territoriale. Anche Purtroppo. perché più volontariato c'è in alcuni settori e meno interviene lo Stato Meno nelle risorse sue dello Stato. articolazioni. Per cui sono tutti fondi che sono, cioè il moltiplicatore, tu dai 5 al volontariato, hai 35. E cosa che se dessi a una struttura di dipendente, dai 5 ti torna indietro 5. Ecco la grande risorsa. In Alto Polese ce ne sono tanti, sono benemeri. Allora, complimenti alle associazioni, a tutti voi. Grazie. Io vi ringrazio di avermi ospitato. Grazie a Mattia, te, che grazie non a te. conoscevo. Grazie a te. Grazie a Luca Rossetto. Un arrivederci a presto allora, Ma in quando questa nostra volete. bella Gli comunità. facciamo prendere un impegno. Una Dai. volta ogni 2 mesi Sprizzettiamo qua. Sprizzettiamo a Badia. Va bene, Vi va aspettiamo, bene, va bene. vi aspettiamo. Grazie a Sprizzettiamo. Claudio Guerra e naturalmente grazie a Renzo Arrivederci. Franco, che lui ne sa di tutto. Sì, chiude il diavolo, chiude il diavolo. Arrivederci a domani. Alla vostra. Arrivederci. Ciao. Ok?